Oggi sono qui a dire che a PureShoot non serve a niente. Come non servono a niente le fotocamere, come non serve a niente questa giornata se dopo non mettiamo l'impegno giusto o la strategia giusta per far funzionare qualsiasi cosa. Vi spiegherò il motivo per cui è nato il software, che è più importante, immagino. Anch'io sono un fotografo, sono un vostro collega e circa 11 anni fa apriamo il nostro primo studio fotografico. Come tutti, immagino, la nostra ricerca era trovare nuovi clienti, andare sempre avanti e quindi avere dei flussi importanti. Bellissimo incrementare di tanti clienti, tutto super bello, fin quando non si incontrano i problemi. Più clienti, più probabilità di problemi ci sono. Tra i più importanti sono questi tre. Il tempo. Io non conosco un fotografo che ha tempo da dedicare alla propria vita, è sempre impegnato. Ma non solo, non avendo tempo rischi anche di buttare via dei clienti molto importanti, quindi ottimizziamo il tempo male. Clienti quindi molto disordinati. Oggi siamo nell'era della comunicazione, ci sono 1000 canali, WhatsApp, Telegram, Instagram, email, piccioni viaggiatori, quindi capite che avere i clienti molto ordinati è importante per la nostra mente, ok? Quindi fondamentale. Soprattutto se noi ci consideriamo artisti, sapete benissimo che non si può lavorare con lo stress all'interno della nostra testa. Il nostro studio si ritrovava quotidianamente a gestire tutti questi problemi. Abbiamo tantissimi costi su supporti fisici, siamo nel 2021, nell'era in cui il digitale ha cambiato veramente tutti i nostri sistemi, soprattutto la consegna. Perché spendere 700 euro di pendrive annualmente e ritrovarsi con ho perso la pendrive, mi puoi fare 5 copie, non si legge più, in un TV sì, in un TV no, l'ho persa, non ho dove vederla. Quindi oggi avere tutto nel proprio smartphone, che è l'estensione della nostra mano, penso che sia il canale più economico e più efficace, cosa molto importante. Sesto punto è la paura che abbiamo della perdita dei file. Chi di voi non ha avuto un microinfarto cercando file negli hard disk che non trovava? Quando fate 50 matrimoni, 100 servizi, 200 clienti, la probabilità che questo accade è più elevata, ok? Oggi l'hard disk, la pendrive, non è più un luogo sicuro. I luoghi sicuri sono diventati i server di aziende importanti che ti conservano i file smistati in diversi punti del mondo. L'hard disk si perde, l'hard disk si rompe, l'hard disk si usura col tempo, quindi capite benissimo che è molto rischioso continuare a tenere i file all'interno dell'hard disk. Perché voglio elencare tutti questi problemi? Perché sono stati i problemi che hanno permesso a me e Giovanni di realizzare un software che risolva tutti i problemi che avevamo. Abbiamo scritto i nostri problemi in fogli di carta per un anno intero, li abbiamo analizzati e abbiamo cercato di sviluppare un'applicazione che permetta di riordinare tutto quello che avete appena visto. Trasformiamo gli svantaggi in vantaggi. Questa è la cosa che penso sia più intelligente da fare in qualsiasi settore, in qualsiasi situazione. Abbiamo aumentato le vendite, perché il nostro software ti permette comodamente da casa di far acquistare i vostri servizi. Ricevono una galleria immagine con le loro foto, possono acquistare i servizi, potete creare dei pacchetti, avete un negozio online importantissimo per fare upselling. Recuperare molto tempo. Molti facciamo selezionare foto ai nostri clienti. Non vedetela come sul wedding, ci sono diverse tipologie di attività, facciamo matrimoni, facciamo altri servizi, quindi l'esigenza di far selezionare foto ai clienti è importante perché oggi dallo smartphone con un cuoricino, una cosa con cui sono abituati a utilizzare giornalmente, perché il cuoricino di Instagram, il like, semplicemente con la stessa azione che fanno quotidianamente facciamo selezionare le loro foto. E qualcuno dice sì, ma io lavoro in RAW. Abbiamo pensato anche a quello perché abbiamo un plugin che dopo che loro selezionano le foto ti ripesca tutti i file in RAW pronti alla lavorazione. Fondamentale. Rendere felici i tuoi clienti, molto importante. Immaginatevi, oggi siamo nell'era della user experience
È importantissimo avere una qualità alta, essere professionale e tutto, ma è anche molto importante rendere felici i nostri clienti. Non siamo medici, noi vendiamo arte, noi vendiamo un prodotto bello da vedere. Quindi avere il servizio fotografico nello smartphone vi aiuterà a creare megafoni. I vostri clienti si trasformano in megafoni. Se io guardo un film e non mi piace, non lo racconto a nessuno. Se io guardo un bel film e l'indomani mi sveglio e lo racconto a tutti i miei amici di vederlo. Se consegno le foto nel cellulare e sono facili da utilizzare, posso comunicare, posso mettere like, posso commentare, posso condividere, l'indomani il vostro cliente è un megafono. Fondamentale. Avrai il controllo totale sui servizi. All'interno c'è un CRM che ti permette di fare il tracking sull'album, inserire delle note, gestire la giornata lavorativa. Un matrimonio è molto impegnativo, bisogna avere gli orari, le note sul cliente, i genitori divorziati, quindi un controllo, una scheda con un controllo totale sul nostro cliente. C'è il tracking sull'album, il vostro cliente non vi chiamerà più per dirvi a che punto è il mio album. Se apre l'app gli dice il tuo album è in fase di acconto, attesa di acconto. Questo è il motivo per cui non ce l'hai, se l'hai dimenticato. Ti mostrerai più innovativo, questo è fondamentale, perché siamo in un'era super veloce. Significa che tutte le innovazioni vengono riconosciute innovazioni per un tempo molto breve, poi diventa normale. Vi ricordate il drone, no? 6 anni fa? Wow! Cioè io ricordo che quando facevamo la proiezione in sala, ogni immagine del drone facevamo l'applauso. Cioè, drone applauso, perché era una novità, stimolava tantissimo, ok? Oggi consegnare in digitale tramite un'applicazione significa essere innovativi. Fra 2 anni saremo tutti uguali, con chi avrà PureShoot, chi avrà l'APX, chi avrà un altro sistema, perché sia digitale e c'è una bella user experience. Chi lo fa oggi è il fotografo innovativo, sfruttiamo la scia, no? Inoltre potrai archiviare tutti i tuoi scatti. Avere tutti gli scatti a portata di mano è importantissimo per noi fotografi, soprattutto per chi magari non ha una sede fisica, avere lo studio fotografico in tasca, o meglio a portata di qualsiasi dispositivo abbiamo. Io apro un computer, ho il mio studio fotografico. Se qualcuno di voi oggi mi chiede le foto di un mio servizio o qualsiasi informazione sul mio servizio, mi basta prendere il telefono. Se voglio farlo meglio apro il computer, però avete studio fotografico in tasca. Questi sono stati i motivi per cui è nato PureShoot. PureShoot è nato perché siamo in un'era digitale e sicuramente un software che ci risolve tutti questi problemi super importante.